Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione anti-'ndrangheta dei Carabinieri di Reggio Calabria che hanno eseguito 24 arresti nei confronti di appartenenti alla cosca pesce di Rosarno. L'operazione è stata chiamata All Inside 2 e segue quella dello scorso 28 aprile. Ci sono 2 donne fra le persone arrestate. Secondo gli inquirenti avevano entrambe un ruolo di vertice. Si tratta di Carmelina Capria, 47 anni, moglie di Antonio Pesce, detto Testuni, già detenuto e capo della cosca, e Maria Grazia Pesce, 28, moglie di Roberto Matalone, latitante. La prima era la contabile della cosca, la seconda era attiva come portaordini tra il carcere e i membri della cosca operativi su Rosarno. Soldi pubblici concessi dallo Stato e dall'Unione Europea per finanziare innovative e complesse ricerche scientifiche mai realizzate e la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, per cui 8 persone sono state poste agli arresti domiciliari in 5 regioni, con l'accusa a vario titolo ed in concorso di truffa, falso e diversi illeciti fiscali. Tra i truffatori, imprenditori, commercialisti, consulenti del lavoro e un professore ordinario dell'Università della Calabria. Nell'inchiesta sono indagati anche altri 6 docenti, sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. I carabinieri di Bergamo e di Monza, in Lombardia, hanno arrestato durante una rapina ad un distributore di carburante di Paderno Dugnano 4 uomini tra i 21 e i 34 anni, tutti originari della provincia di Vibo Valentia. Nei giorni precedenti la banda aveva compiuto altre rapine a mano armata ai danni di pompe di benzina. Un gestore che aveva tentato di reagire era stato gambizzato con 3 colpi di pistola. I militari hanno sequestrato 2 armi a tamburo già pronte al fuoco. L'arsenale dell''ndrangheta nascosto in un condominio a Castelmaggiore nel Bolognese, scoperto in seguito all'arresto del boss di Rossano Nicola Acri, serviva per un attentato. È quanto sospettano gli inquirenti di Catanzaro. L'obiettivo potrebbe essere un magistrato calabrese, forse uno dei più impegnati nella lotta contro le endrine. Gli inquirenti sono preoccupati per l'enorme quantità di esplosivo scoperto nell'appartamento dove abitava l'armiere Giuseppe Frassino, fiancheggiatore di Occhi di Ghiaccio. 60 immigrati, tra cui 3 bambini ed una donna, a bordo di una barca a vela in difficoltà, sono stati soccorsi da unità della Guardia Costiera mentre si trovavano a 45 miglia dalla costa di Crotone. La nave portacontainer è arrivata al porto di Crotone verso l'1 della scorsa notte. Una volta a terra, gli immigrati di nazionalità afghana, curda e pakistana sono stati portati nel centro d'accoglienza Sant'Anna. Solo il giorno prima, sempre a Crotone, un'altra barca a vela aveva portato in Calabria 137 clandestini. I rifiuti solidi urbani prodotti alla Lamezia Terme ed in altri 26 comuni della zona da oggi non saranno raccolti. Lo ha comunicato la Lamezia Multiservizi, spiegando che l'impianto di selezione di Lamezia è saturo dopo il sequestro della discarica di Pianopoli disposto dalla Procura. Sono un'ottantina complessivamente i comuni delle province di Catanzaro e Vibo che scaricano i rifiuti nell'impianto. Stiamo lavorando per evitare che si blocchi la raccolta, ha detto l'assessore regionale all'ambiente Francesco Pugliano. Un programma di interventi per rilanciare a partire dalla scuola la diffusione della lettura per formare cittadini consapevoli e rafforzare la democrazia. È l'obiettivo del Libro Verde sulla lettura in Calabria, illustrato in bozza a Catanzaro dall'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri e dal linguista Tullio De Mauro, già ministro dell'istruzione. Il libro si propone di indicare concretamente quegli interventi che possono essere realizzati subito e per i prossimi anni a supporto delle strutture che elaborano e diffondono cultura ed informazione. Si è svolta ieri nella Basilica dell'Immacolata di Catanzaro la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, del 69° anniversario della battaglia di Quilcaber e della giornata dell'orfano. Alla celebrazione per ricordare il sacrificio di un intero battaglione di carabinieri, officiata da Antonio Ciliberti, arcivescovo metropolita della diocesi di Catanzaro Squillace, hanno presenziato il comandante della Legione Carabinieri Calabria, il prefetto Giuseppina Di Rosa, le massime autorità civili e militari della provincia. L'assessore alle pari opportunità del comune di Catanzaro Tommasina Lucchetti e il questore del capoluogo Vincenzo Roca hanno presentato ieri l'iniziativa di sensibilizzazione che il prossimo giovedì 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si terrà nell'Auditorium Casali Nuovo e concluderà la campagna Fiocco Bianco. Si tratta di una campagna avviata in moltissime città italiane, ha detto l'assessore, e che anche noi abbiamo sposato con entusiasmo. Sarà presente anche la sociologa Giovanna Vingelli dell'Unical.